Buongiorno, seconda puntata qua dello Spizzetto con graditissimo ospite Paolo Marani. Buongiorno Paolo. Buongiorno Paolo, buongiorno Paolo. Facciamo notare che avendo noi le distanze regolamentari potevamo prima stare senza mascherina e invece siccome siamo politicamente corretti abbiamo una mascherina. Nel senso che voi due siete molto vicini. No, ci devi stare dentro nella telecamerina, se no altrimenti non ci stiamo. Allora Paolo, come va? Abbiamo parlato fuori onda di uno dei settori che più sono penalizzati con questo Covid, del settore ristorazione, eccetera. Come la vedi? Dal mio punto di vista, indubbiamente c'è un grosso problema sanitario, indubbiamente. Mi ha fatto molto piacere la delega ai sindaci della responsabilità di decidere cosa fare per ogni città, perché chi è a Milano sui Navigli non ha gli stessi problemi che ci sono ad Adria. Ciao, sono impegnato. È urgente o ti chiamo? E d'altro canto però c'è tanta paura in giro e abbiamo notato in queste 2-3 settimane un calo del 50% del lavoro. Già c'era poca gente prima, però adesso Non si sente. E soprattutto noi che siamo un locale serale, che lavoriamo dalle 11 di sera alle 2 di notte, la chiusura a mezzanotte ci ha dimezzato un altro 50% del lavoro. Quindi a questo punto qua... Però scusami Paolo, c'è la chiusura a mezzanotte ad Adria? Sì, obbligatoria, mezzanotte. Ma dai. Abbiamo fatto una riunione... Sono rimasti indietro. Una riunione con il sindaco, le forze dell'ordine molto gentili, sono preparate, che seguono molto bene queste problematiche. Hanno detto che a mezzanotte in punto tutti i locali devono essere vuoti, cioè il personale può rimanere dentro a fare le pulizie, sistemare le cose, però il pubblico a mezzanotte deve uscire. Quindi per i locali... Questo è il nuovo DPCM? Quindi è problema per i locali serali che lavorano solo di sera, le pizzerie, gli American bar, che lavorano quando la gente esce dalle pizzerie per fare il drinks serale, visto che le discoteche sono chiuse. Era un modo di aggregazione per stare insieme, per non girare. Quindi la gente va a casa e un grosso problema. C'era sul giornale stamattina, sul Gazzettino, che i ristoratori e albergatori di Venezia chiederebbero perlomeno l'esclusione della targa. La targa è quella che le tasse sono recuperate, no? E potrebbe essere una soluzione, cioè nel senso uno risparmia. Minimo di sollievo. Posso chiederti discretamente, una struttura come la tua cosa paghi in un anno? Noi siamo qua tra suolo pubblico e immondizie. Allora, suolo pubblico 3-4 mila euro all'anno di suolo pubblico, però è stato tolto qua per il discorso del Covid. Di immondizie 5-6 mila euro all'anno paghiamo. Sono tanti soldi per le città piccole come Adria, in realtà come Adria, però queste sono le tariffe. Sicuramente un abbattimento di questi costi potrebbe essere una delle soluzioni. Potrebbe essere un piccolo aiuto. Il sindaco ha detto di Adria, per le attività che vista la crisi del coronavirus, lasciava lo spazio libero per i DO fino a fine dicembre gratuito. Però nessuno ha detto nulla di questa affermazione, però mettere i clienti novembre e dicembre fuori all'aperto non è che sia il massimo. Cioè, non viene il cliente. Cioè, un aiuto concreto sarebbe perlomeno levare qualche tassa per aiutare un po'. Ci vorrebbe un intervento generalizzato sulla Tari in tutta la provincia, perché la Tari viene pagata ai comuni, i comuni pagano. E qua chi potrebbe intervenire? La regione, il comune o lo Stato? No, lo Stato dovrebbe intervenire dandogli dei soldi, la regione anche, però in attesa dei soldi che arrivano da che altri, loro li obbligano a pagare, per cui alla fine è sempre l'utilizzatore finale che rimane. Che deve pagare. Quindi in questo caso ci vorrebbe un intervento ci vorrebbe un intervento di ecoambiente. La società che gestisce i rifiuti in provincia di Rovigo, che è quella che scuotono da Tari per tutti, e siccome è una sola si dovrebbe ragionare
in ordine a tutta la provincia per venire incontro. Sì, però se non tira su soldi non paga gli stipendi è un po' sapete che si mangia la coda. No, ma ecco, siccome è un'entità provinciale, si può fare anche, per aiutare una categoria produttiva, si può fare anche uno sforzo dove si sfarina un po' la spesa e si aiutano le amministrazioni. Cioè, è una questione di testa. E come sempre diciamo di persone. Vi dico una cosa, noi paghiamo le tariffe più alte della regione del Veneto. Cioè le tariffe della provincia di Rovigo sono le più alte del Veneto. Evidentemente c'è una convenzione che non è stata questione di gestione, trattandosi del pubblico, il pubblico è sempre più caro del privato e noi paghiamo molto di più di quello che paga Priulia, che è la società che si occupa dei rifiuti in provincia di Treviso. Ok, va bene. No, va assolutamente. Bene. Allora, intanto ringraziamo Paolo di queste pillole di saggezza che se qualcuno ascoltasse, allora, qualcuno ha detto perché quando si riuniscono non chiamano qualcuno del settore invece che chiamano sempre burocrati o tecnici che magari sono abituati. Se parlavamo anche ieri, paragonare la Movida di Milano dei Navigli con Oca Marina, Zona Marina, è assurdo, però chiudere. Volevo raccontarvi una cosa. Questa pandemia è sempre stata, si è paragonata alla famosa peste dei tempi del Manzoni, eccetera. C'è un pezzo perché la situazione difficile che abbiamo adesso è frutto anche dei cattivi maestri che abbiamo avuto quest'estate, che sono andati in giro a dire non è vero, ma la mascherina ma sì, ma dai, non è vero, ma chissà mai, quindi vivendo sperando, poi non proseguo sul battuto. Ma ci siamo capiti. Allora, il Manzoni scrive, c'è un dettaglio bellissimo dei Promessi Sposi, che a un certo punto Renzo sta andando in una parte di Milano e passa un carro pieno di morti, poi un secondo carro pieno di morti, poi un altro carro pieno di morti, un altro carro pieno di morti, un altro carro pieno di morti. E scrive: e la gente credette, cioè i milanesi credettero che sia peste, perché ha visto passare i carri pieni di morti. E ho detto, osteria, cioè, non ha detto osteria, ha detto un altro modo, ma se è vero, cioè il problema vero è che finché i cattivi maestri che dicono e che hanno detto non c'è, io non c'è, adesso mi viene per dire una parolaccia ma non la dico, non c'è, alla fine di ottobre. Noi siamo stati molto fortunati per le nostre zone qua che abbiamo avuto pochi contagi, quindi tantissima gente ha sottovalutato il problema e dopo 15 giorni che ci hanno liberato dalla pandemia precedente hanno aspettato 15 giorni, poi sono andati tutti in ferie, in vacanze da tutte le parti del mondo. Quando sono tornati tantissimi avevano contagiato il coronavirus. Bravissimo, e gli andavano anche in vacanza con la testa, non pensando a quello che facevano. Detto questo, vi ringrazio. No, aspetta, detto questo, io voglio sapere cosa sto bevendo perché come sempre qua siamo all'università. Siamo in terrazza Martini e vi ho fatto uno spritz con il bitter Martini per rimanere in tema. Allora, terrazza in piazza, siamo al top. Brindiamo al professore che sei. Grazie a voi, grazie al professore dell'aperitivo serale. Grazie, speriamo di farcela. Sì, sicuramente. Grazie. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Ciao. Adesso mi levo la magliettina e salutiamo e a domani. Ciao. Domani,